È la nona giornata nel campionato di Serie A. Il Latina Calcio a 5, reduce da 6 sconfitte di fila, ospita il Todis Lido di Ostia in un derby tutto laziale. Todis che venerdì sabato scorso ha vinto in campionato. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Lynx Latina che schiera col numero 1 Mirko Casassa, il 3 Aiello, il 10 Alemao, il 12 Menichella, il 13 Bissoni, 17 Palmeggiani, 18 Pilloni, 19 Romagnoli, 20 Lo Cicero, 21 Pedrigno, 22 Sportoletti, 25 Rango, 28 Gionni, 30 Anasi, il tecnico il signor Piero Basile. Il Todis Lido di Ostia risponde con Cerulli tra i pali col numero 1, l'altro portiere il 25 Edoardo Di Ponto che è il titolare e nello starting 5 del tecnico Matranga, il numero 3 Esposito, 4 Gattarelli, 5 Shaker, 6 Adamo, 8 Giampaolo, 10 Cutrupi, 11 Motta, 13 Renghifo, 14 Roccia, 21 Barra, 22 Lutta. Il tecnico, come abbiamo già sottolineato, è il signor Roberto Matranga. Gli arbitri del match saranno Michele Benzi, il primo della sezione di Grosseto, Vincenzo Brischetto, il secondo della sezione di Acireale. Il crono sarà diretto da Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. Tutto pronto per l'inizio. Oggi Latina è una casacca rossa contro la classica casacca azzurra della Lidio di Ostia. Tutto pronto per questa nona giornata qui dalla Pala Bianchini, con il Latina che cerca di scattare un periodo davvero negativo dopo un inizio molto positivo. Lidio di Ostia che attaccherà in questa prima frazione da sinistra verso destra, il Latina da destra verso sinistra. Latina che schiera Casassa, Alemao, Pedrigno, Anas e Bissoni. Risponde Matranga con Di Ponto, tra i pali Motta, Renghifo, Roccia e Barra. Questi gli starting 5. Intanto il passaggio sbagliato con Renghifo, uno dei nuovi arrivati che sta facendo davvero bene con la maglia del Lido di Ostia, che non riesce a tenere la sfera in campo. Quindi il sinistro di Anas addosso a Roccia, poi Bissoni recupera la sfera e torna da Alemao. Anas, Bissoni, ancora per Alemao, intercetta Motta, autore del gol decisivo sabato scorso nel derby, altro derby laziale contro l'Agnene, deciso proprio dall'ex Arzignano. Intanto Anas con la risposta di Ponto. Bissoni perde un po' troppo tempo, deve tornare da Casassa. Alemao, Bissoni, ancora Alemao, attaccato Anas, ma il tocco di Renghifo, rimessa dal fondo per il Lynx Latina con Mirko Casassa alla battuta. Alemao che non era al meglio, recuperato in extremis. Attenzione a Di Ponto che anticipa Pedrigno. Latina che ha tante assenze, Mazzoni e Caio Giapa fuori per la squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a Rieti nella sconfitta per 2-1. Fuori anche Wanchi per motivi di futsal mercato. Ormai è nota la cessione del pivot spagnolo, in attesa solo dell'ufficialità che arriverà ad inizio dicembre. Torna in Spagna Wanchi, il capocannoniere del Latina con 6 reti insieme ad Anas. Intanto Bissoni, ancora Alemao, sbaglia, la recupera Roccia! È il gol del Lido di Ostia dopo un minuto. Roccia la sblocca, Ostia in vantaggio.
Pedrigno, Alemao, Bissoni, la recupera Alemao dopo lo scontro con Motta. Eccolo qui Rocha, che l'anno scorso con la maglia della Lazio giocò una grande partita proprio qui con la vittoria dei biancocelesti di Chilelli, che complicarono non poco i piani salvezza della squadra allora allenata da Alfredo Paniccia. E quindi l'1-0 proprio di Rocha, scherzi del destino. Bloccato il punteggio qui al Palabianchini. Barra, Renghifo, Motta ancora per Barra, molto storico del Todis Lido di Ostia. Barra, tanto non si intende con Rocha, rimessa dal fondo, lancio lungo col colpo di testa da parte di Renghifo, calcio d'angolo. Calato il silenzio qui al Palabianchini dopo il vantaggio di Rocha. Bissoni, palla verso Alemao che se la porta sul sinistro, poi sul destro va da Pedrigno che non calcia, la sfera torna ad Alemao. Bissoni, alto, sopra la traversa, chance la prima per il Latina. Motta, Rocha, va via Rocha, palla sul fondo, schiaccia troppo il sinistro, ma che bel giocatore che è Barros Rocha, prelevato proprio dalla Lazio. Alemao, Bissoni se la porta sul sinistro, tacco per Anas, possesso Latina. Alemao, Bissoni protegge la sfera, ottimo l'intervento di Barra che si invola, va via Barra. 1-2 con Rocha, capisce tutto. Pedrigno, transizione del Latina, va via Pedrigno, fallo, il primo di questa partita, lo ha commesso Renghifo che viene anche ammonito. Primo cartellino giallo al primo fallo. Fallo tattico perché Pedrigno andava in porta dopo il contropiede sprecato dal Lido di Ostia. E quindi calcio di punizione per l'X Latina con Anas sulla sfera. Parte il numero 30, è uno schema Bissoni sull'esterno della rete, controllato con calma di Ponto che poi accende Rocha. Lungolinea anticipato da Anas che va via, c'è Bissoni a Anas, poi torna da Pedrigno che punta ancora a Bissoni, c'è Lo Cicero, poi il destro ribattuto da parte di Pedrigno. È uscito Alemao per far posto allo Cicero che doveva partire nello starting 5 iniziale, poi Basile ha recuperato Alemao, intanto Anas con la grande risposta di Ponto. Squillo anche del Latina che prima con Bissoni poi con Anas ha sfiorato già in due circostanze il pari. Ci prova Lo Cicero addosso a Cutrupi, altro volto storico del Todis di Lido di Ostia nella scalata al futsal nazionale da parte della squadra di Matranga, che negli ultimi 3 anni ha vinto il campionato di B e poi quello di A2 nella scorsa stagione, avendo la meglio sulla Tombesi Ortona, approdando in Serie A, ovvero una matricola terribile. Lido di Ostia che fin qui ha totalizzato 7 punti proprio come il Latina. Latina che ne ha 6, quindi ha un punto in più. Latina che ha vinto le prime 2, poi ne ha perse le successive 6 queste 8 giornate. Lido di Ostia che ha vinto e sorpassato i cugini del Latina proprio, tanto grande l'intervento di Cutrupi sabato nella vittoria 5-4 contro l'Agnanene, che sta pareggiando contro la Feldi 4-4. Partita che sta avvolgendo al termine in diretta su Rai Sport. L'altra partita è Arzignano
che vince 1-0 grazie al gol di Marzio. Rimessa intanto per il Latina. Arzignano che è in vantaggio sul Pescara, sul Color Max, 1-0 grazie al gol di Marzio dopo 1 minuto e 35. L'Aniene ha raggiunto, ha riagguantato la Feldi a 4 dal termine, 4-4, mancano ancora 3 minuti. Possesso intanto Latina. Pedrigno se la porta sul destro, c'è Anas, sbaglia tutto Anas, capisce Esposito che va via, ma non salta Pedrigno, c'è Bissoni, va via Pedrigno, non calcia Pedrigno, poteva andare in porta, l'ex Maritime ha preferito il passaggio per Bissoni che si era fermato, ma Pedrigno era praticamente sulla lunetta del calcio di rigore. Altra grande chance per l'X Latina. Terzo gol in campionato per Roccia, che ha sbloccato il punteggio dopo 1 minuto. Intanto è entrato anche Aiello, c'è Cutrupi, attaccato da Lo Cicero, va via Cutrupi sul cerchio di centrocampo, palla sul sinistro, poi sul destro c'è Esposito, Cutrupi attaccato da Lo Cicero, ancora Cutrupi, va via Cutrupi, palla splendida per Arrenghifo che cerca Esposito, passaggio corto, Esposito la voleva più lunga, che poteva andare in porta il giocatore ex Real Rieti, Anas. Pedrigno, Anas, Lo Cicero, ancora Pedrigno addosso a Cutrupi, è entrato anche Gattarelli col numero 4. Sbaglia il passaggio intanto Johnny al suo esordio qui al Palabianchini, giocatore arrivato in estate, un problema muscolare lo ha fermato praticamente alla vigilia del campionato. Primi minuti a Rieti nella sconfitta per 2-1 e qui oggi l'esordio al Palabianchini per il brasiliano col numero 28. Intanto Esposito, Lutta, Cutrupi, va via Cutrupi, ma la palla è uscita. La rimessa è per il Lido di Ostia. Lutta alla battuta, Lutta altro volto storico con una parentesi, quella della scorsa stagione con la maglia del Caos Mantova. Allora Mantova che ha vinto i playoff di Serie A2 nella finalissima contro l'Atletico Cassano. Oggi Caos Mantova con il ritorno alla base da parte di Lutta, che insieme a Bacoli e Cutrupi davvero hanno scritto la storia di questo club. Johnny dopo lo scambio con Anas, va via Johnny che serve Lo Cicero, c'è Anas e viene servito. 7° minuto sul cronometro. Aiello, Johnny, il sinistro di Anas sbagliato, palla fuori. Johnny, Anas torna da Casassa, c'è Aiello, Johnny, pressione altissima del Lido di Ostia, Johnny, Lo Cicero, Aiello, si scontrano Johnny e Aiello, poi il tocco di Lutta, rimessa per il Lynx Latina, rientra Bissoni, è pronto nuovamente Pedrigno, c'è Johnny, Bissoni, Johnny, Bissoni, Lo Cicero, anticipato Bissoni, va via Gattarelli, il destro sul fondo, Lido ad un passo dal raddoppio con Gattarelli.
Aiello, dopo il tocco di Bissoni. Pedrigno appena rientrato. Pronto anche Federico Palmeggiani insieme ad Alemao sulla panchina di Basile. Intanto il passaggio sbagliato di Johnny. Aiello deve spendere un fallo e si becca il secondo giallo del match al primo fallo anche per il Latina. Un fallo per squadra, un ammonito per squadra. Dopo Renghifo anche Aiello sulla lista dei cattivi. Motta il sinistro sul corpo di Aiello, rimessa in zona d'attacco per il Lido di Ostia, che fin qui è il peggior attacco fuori casa con 7 reti, il quarto peggior attacco del campionato. Peggio ha fatto solo l'Arzignano a 16 che ha appena segnato e quindi sale a 17, poi Petrarca e Genova a 19. Motta, palla addosso a Bissoni, la sfera arriva a Casassa. Pedrigno, Alemao, Tiago Bissoni, Alemao, Aiello sull'out di sinistra, ancora Alemao, pressione sempre alta del Lido di Ostia. Grande la giocata di Bissoni che però poi torna ad Aiello. Alemao, la sfera arriva tra le mani di Mirko Casassa. 9 minuti sul cronometro. Pedrigno, Alemao, Aiello, Bissoni 1-2, va via Aiello che poi non riesce a scaricare per Alemao. Il colpo di tacco di Rocia la tiene Lutta. Lancio di Motta preciso per Rocia, l'uscita perfetta di Mirko Casassa. Pedrigno, Alemao addosso a Motta, ma la sfera arriva a Palmeggiani appena entrato. Col numero 17 ha compiuto la settimana scorsa 18 anni. Eccolo qui Palmeggiani, marcato da Lutta che lascia il posto a Renghifo. Rientrato anche Bacoli, quindi lo starting 5 iniziale per Matranga. Renghifo, Barra, spalla a spalla con Bissoni, va via Barra, ancora Barra sull'esterno della rete. Altra grande occasione per il Lido di Ostia. Bissoni, lancio per Palmeggiani, deve uscire di punto. Rocia, Motta, 1-2, Motta col sinistro addosso a Bissoni, rimessa in zona d'attacco per il Lido di Ostia. Anzi no, calcio d'angolo. Bacoli, Barra, scusate, Bacoli è un ex giocatore del Lido di Ostia. Barra, palla che è uscita, rimessa dal fondo per il Latina, rimessa laterale con Bissoni pronto alla battuta. 9:56 da giocare, 1-0 per il Todis Lido di Ostia. La sbloccata dopo un minuto Rocia, rubando la palla ad Alemao e battendo Casassa. Alemao, eccolo qui, Bissoni, Alemao, ancora Bissoni, pressione sempre altissima del Lido di Ostia. Bissoni, c'è Palmeggiani di prima per Pedrigno, c'è Di Ponto che serve Barra che si gira, apre il destro sul fondo, non c'è stato alcun tocco. Altra chance per il Lido di Ostia con il suo capitano, c'è Casassa, lancio lungo per Palmeggiani, Renghifo di testa, rimessa per il Lido di Ostia. Alemao, Bissoni, 1 contro 1 con Barra, ancora Bissoni, Alemao, c'è Palmeggiani che punta Renghifo, torna saggiamente da Alemao che però non tiene il pallone in campo e c'è il time out per il Lido di Ostia.
Finito il time out per Matranga. Tanto c'è stato un tiro, palla che è uscito fuori, quindi rimessa con Casassa. Alemao, Bissoni, Lo Cicero la tiene, attaccato, torna da Alemao. Bissoni, Alemao, Bissoni, Cicciolo Cicero, Palmeggiani, Alemao, Lo Cicero, il tocco di Motta con la mano, fallo, il secondo per il Todis. Alemao, Palmeggiani, lungolinea per Bissoni, 1-2, va via Palmeggiani che viene anticipato al momento del tiro, poi Renghifo scivola e regala palla a Lo Cicero, attaccato però da Motta, c'è Casassa, ancora Lo Cicero, colpo di tacco rischioso ma efficace per Palmeggiani che scarica per Alemao. Bissoni si allarga, ancora Bissoni, fallo di Barra su Bissoni, terzo fallo per il Lido di Ostia. A 8:25 dal termine del primo tempo, sempre 1-0, sempre il gol di Roccia al primo che decide la gara. Bissoni alla battuta, va da Lo Cicero che la tiene, attaccato da Motta, si gira Lo Cicero, palla per Anas, il destro di Anas, Di Ponto la tiene, debole il destro di Anas che ha preso il posto di Federico Palmeggiani. Intanto Roccia, Motta, ancora Roccia, si complica la vita ma esce bene Lido di Ostia, anche se il passaggio di Roccia è un po' lungo per Barra, rimessa per il Lynx Latina. Bissoni, attaccato da Barra, ancora Alemao, Lo Cicero, torna dal capitano del Latina, Anas, va via Anas, il destro di Anas, Di Ponto, poi Alemao, palla per Bissoni col tacco, Di Ponto c'è, questa era un'altra grossa occasione per Lynx Latina che si sta specchiando troppo davanti alla porta, soprattutto nell'occasione di Pedrigno. Casassa, c'è Tiago Bissoni, ancora Nas, 1-2 non riuscito, Renghifo per Roccia, anzi Motta, palla che si spegne fuori. Casassa, lancio lungo, troppo lungo per Johnny, si scusa l'estremo difensore dell'Acqua e Sapone. Di Ponto, Motta, Roccia, Renghifo, si gira, Renghifo, Casassa, la recupera Roccia, la doppietta di Roccia, 2-0, Lido di Ostia. Attenzione a Renghifo che si complica un po' la vita, torna da Motta. Il raddoppio del Lido di Ostia al 14°. Doccia fredda per il Latina con il gol di Motta e non di Roccia, quindi non la doppietta dell'ex Lazio. Il sinistro intanto Anas con la parata di Di Ponto che poi spara via la sfera. Ci correggono, quindi Roccia, la doppietta di Roccia. Abbiamo visto bene
in un primo momento. Doppietta quindi per l'ex Lazio. Sei minuti ancora da giocare in questo primo tempo. Cutruppi, palla per Motta, l'intervento di Alemao con il Lido di Ostia che resta comunque proiettato in avanti. Eccolo qui, Motta, Esposito, Gattarelli. Esposito, Gattarelli col numero 4 appena entrato, ancora per Esposito. Possesso Lido che ovviamente non ha nessun interesse ad alzare il ritmo del gioco dopo il raddoppio trovato poco fa. Time out per Piero Basile. Si riprende con Mirko Casassa. Bissoni, 5:30 da giocare, 2-0 per il Todis Lido di Ostia grazie alla doppietta di Roccia. Subito power play per Basile con l'entrata di Anas come quinto uomo. Si gioca il tutto per tutto il tecnico pugliese già nel primo tempo. Bissoni, Johnny, Alemao, Anas, Johnny, Anas, Johnny, Lo Cicero, Johnny. Possesso Latina, 5 minuti al termine del primo tempo. Johnny, Lo Cicero, ci prova Cutruppi che calcia male, palla fuori, rimessa per il Latina. Casassa, Johnny, attaccato da Gattarelli, attende l'arrivo di Alemao, rientra Nas, 5 contro 4, power play per Piero Basile. Alemao, Bissoni, Johnny, Tiago Bissoni, Anas, scambia con l'ex Maritime, poi c'è Johnny, Lo Cicero, difende benissimo il Todis. Bissoni, Johnny, Lo Cicero, Anas, ancora Bissoni, Alemao, Lo Cicero, Anas, possesso sterile del Latina, Alemao, ancora Lo Cicero, poi Bissoni, Alemao col sinistro, torna da Bissoni, calcio d'angolo per il Latina dopo il tocco di Gattarelli. Resta comunque in avanti la squadra di Basile alla ricerca di un gol che riaprirebbe il discorso. Bissoni, Alemao,
Johnny se la porta sul destro, poi non calcia. Ancora questa indecisione davanti allo specchio della porta da parte dei ragazzi di Basile. Già è la terza volta che davanti alla porta non calciano. Si specchia troppo il Latina, ma non può permetterselo. Motta lutta ancora per Motta, lancio lungo, la sfera arriva a Casassa. 3:40 da giocare, 2-0 per il Todis Alemao. Johnny, ancora Alemao. Bissoni avanza e si rimette 5-4. Johnny, Pedrigno cambia l'interprete, fuori lo Cicero, dentro il giocatore formato in Italia, eccolo qui, ex Maritime. Johnny, Pedrigno, Alemao, Anas, Alemao, Johnny, Alemao, Johnny, Pedrigno, Johnny, Anas, va via Alemao. La finta di Alemao, palla per Bissoni, grande la parata di Di Ponto. Ottimo l'intervento del portiere. Alemao, Johnny, Anas, ancora Alemao. Anas, Alemao, Pedrigno va via, prova il sinistro. C'è stato il tocco di Ponto, quindi calcio d'angolo ancora per il Latina. Alemao sbaglia il passaggio, poi l'intervento fondamentale da parte di Bissoni. Motta addosso a Lutta, rimessa in zona d'attacco. Alemao aveva perso una palla sanguinosa con Kutupi che stava per realizzare il gol del 3-0. Pedrigno, Johnny, ancora Alemao, Anas di prima, Bissoni, palo, poi Johnny, il gol del Latina che accorcia al 18esimo con il primo gol in campionato di Johnny. 2-1. Riapre la partita la squadra di Basile. Dopo il palo di Bissoni, la ribattuta vincente di Johnny che bagna il suo esordio al Pala Bianchini con un gol. Riaprendo di fatto la gara. Alemao, pressione altissima del Lido di Ostia con Johnny che rischia tanto, la porta è vuota, c'è Bissoni che torna da Alemao, palla per Anas, contropiede del Latina, la giocata di Anas, ma Esposito è troppo esperto, la sfera arriva a Di Ponto, palla per Gattarelli, deve rientrare Anas, non c'è il portiere, Gattarelli sul fondo, 1:42 da giocare. Alemao attaccato da Motta, rientra Casassa, la sfera arriva a Di Ponto per questi ultimi 90 secondi. Sbaglia il passaggio Di Ponto, regala una rimessa alla Latina, rientra in campo Anas, sempre power play per Piero Basile. Bissoni, Alemao, Johnny, Alemao, c'è Bissoni, Pedrigno, Alemao,
Palla per Bissoni, splendida palla di Alemao per Bissoni, ancora Di Ponto, calcio d'angolo, Bissoni, Alemao, Johnny, Alemao, Anas, Alemao, 55 secondi, la porta è vuota, il destro col colpo di testa di Alemao che ha salvato su Rocha. Riparte il Latina, Johnny, Alemao, ancora Johnny, Bissoni tra le linee, poi Anas, avanza Bissoni, Alemao, Johnny, Bissoni, di prima per Pedrigno che riesce a tornare da Johnny, 30 secondi, Pedrigno, Alemao, Pedrigno, Anas, se la porta sul sinistro, Anas, Di Ponto due tempi, poi perde la sfera e arriva il pareggio di Johnny, il 2-2, errore di Di Ponto che ha perso la sfera perché voleva calciare in porta, ne ha approfittato Johnny che ha agguantato il pari a 19 secondi dal primo tempo, dal duplice fischio. Che esordio! Che esordio al Palabianchini per Johnny, la doppietta del numero 28 rimette in sesto il Latina. Esposito sbaglia il controllo, Aiello, Bissoni tiene palla, un secondo e finisce il primo tempo. Qui al Palabianchini, alla doppietta di Rocha, ha risposto Johnny con un'altra doppietta. È 2-2 al riposo tra Latina e Lido di Ostia. A tra poco per la ripresa, sempre qui dal Palabianchini.
È sulle note di È quasi magia Johnny, una canzone celebre di Cristina D'Avena, inserita dallo speaker Baratta. Ricomincia il secondo tempo con il Latina che ha riagguantato il Lido di Ostia con la doppietta di Johnny. Dobbiamo fare una correzione: il gol del 2-0 per il Lido di Ostia lo ha realizzato Motta e non Roccia, come ci ha segnalato l'amico Antonio Iozzo, nonché addetto stampa del Lido di Ostia. Lo salutiamo. Quindi 2-2 riparte la gara. Nuovamente portiere di movimento per Basile, che da quando ha subito il 2-0 si è giocato il tutto per tutto con il power play, mossa che è stata premiata con la doppietta di Johnny. Quindi ribadiamo che il gol del 2-0, come segnalato, è di Motta, che sale a 6 gol in campionato e non di Roccia. Roccia ha realizzato il gol dello 0-1. Poi la doppietta di Johnny, celebrato anche dallo speaker Baratta con tanto di canzone del famoso cartone animato, il manga giapponese. Andiamo avanti. Roccia l'ha battuta 2-2, è trascorso un minuto. Palla Dossanas da parte di Roccia, ancora rimessa per il Lido di Ostia. Roccia, il sinistro di Motta sul fondo, ma c'è stato un tocco, credo, di Lo Cicero. Calcio d'angolo per il Lido di Ostia. Roccia, Motta, il destro di Barra, ancora Barra, ci prova Roccia. Casassa non si intende con Palmeggiani, regalando una rimessa. Intanto Roccia addosso a Palmeggiani, poi Renghifo, fatto botta per Palmeggiani alla caviglia per il numero 17, dopo il tentativo di Renghifo che si va a sincerare delle condizioni dell'avversario. Grazie al nostro Paolo Carnani. Si rialza Palmeggiani, pronto Pedrigno come portiere di movimento. Intanto Roccia, Motta, Renghifo, Motta, va via Bissoni, Bissoni di Ponto, primo squillo della Latina. Intanto contropiede con Casassa che anticipa Motta. Intanto viene anticipato Barra, va via Roccia, ancora per Barra, Bissoni, la sfera arriva a Barra, poi Bissoni non riesce a tenerla in campo, rimessa Lido di Ostia. 18 e 24 da giocare. Il sinistro ancora di Motta, poi c'è Barra, la finta di Barra, va via Barra da terra. Bissoni la mette in calcio d'angolo. Intanto il finale, Aniene Feldi 4-4, il pareggio in extremis dell'Aniene, che perdeva 4-2 con un parziale anche di 3-0 nel primo tempo. Il Pescara invece ha ribaltato lo svantaggio iniziale sul campo dell'Arzignano. Il Color Max conduce per 3-2.
grazie alla doppietta di Misael. Intanto il lancio, ci prova Motta, che questa volta la calcia male addosso ad Anas, ma guadagna una rimessa. Renghifo, Barra, Roccia, lancio per Renghifo anticipato da Anas, c'è Bissoni, Lo Cicero chiede calma a Basile, vuole rischiarare la portiera di movimento, intanto va via Anas non calcia, poi si scontrano Aiello e Lo Cicero, incredibile davvero. Occasione d'oro per il Latina. Intanto Motta lotta con Lo Cicero, va via il numero 20, poi c'è un fallo di Renghifo, continua Anas che perde palla, riparte Roccia, 2 contro 3, esagera Roccia, c'è Bissoni che poi esce male, la sfera torna a Motta. Renghifo, 3 minuti sul cronometro. Roccia, la scivolata di Anas è fallosa e cartellino giallo per Anas, e anche in questo caso al primo fallo cartellino giallo, come era successo a Renghifo ed Aiello nel primo tempo. Stesso destino per Anas. E calcio di punizione, c'è Roccia, parte il 14 con il destro al giro, poi Barra ad un passo dal 2-3. C'è stato anche uno scontro tra Casassa e Bissoni con l'ex Maritime che ha avuto la peggio, resta a terra. Casassa, Ciccio, Lo Cicero, Anas, lancio per Johnny che la tiene, l'intervento di Lutta in calcio d'angolo, entra Pedrigno, esce Casassa, 5 contro 4, power play per Piero Basile. Pedrigno sbaglia, colpo di testa di Roccia non è preciso, si risistema il Latina. Alemao, Johnny, Alemao che non è al meglio della condizione. Anas, Pedrigno, Alemao, Anas, Alemao, ancora Anas, Johnny, Lo Cicero, Alemao, Anas, Alemao, ancora Anas che non calcia ma recupera la sfera, ancora Alemao, Lo Cicero, Johnny, ancora Johnny, Pedrigno, Johnny l'autore della rimonta, pronto Bissoni, anche Aiello, Alemao, Lo Cicero,
possesso prolungato da parte del Latina. Pedrinho, Lo Cicero, ci prova Nas, poi Lo Cicero addosso a Renghifo, rimessa per il Latina. Lo Cicero batte e lascia il posto a Thiago Bissoni, che si è ripreso e rientra in campo. Anas, Thiago Bissoni, Alemao, Bissoni, Alemao, Anas, Bissoni, ancora Nas. Sono già trascorsi 5 minuti in questa ripresa. Anas sbaglia il passaggio, ci prova Motta, poi Pedrinho si divora il gol del 3-2. 15 minuti al termine della partita, risultato 2-2. Lutta, Esposito, 1-2 con Motta. Intanto esce Rocia, entra Cutrupi, rientra Pedrinho per Basile, anche Alemao. Chiaro il mantra quando c'è il portiere di movimento, il gioco lo giostra Alemao nel 5 contro 4, che non è al meglio della condizione. Bissoni sbaglia il controllo Johnny, riesce Pedrinho, la porta è vuota, ci prova Motta, calcia male, ma qui il Latina ha rischiato tantissimo, tantissimo. Johnny, la finta, ancora il tocco di Esposito, rimessa per il Latina. Anas, Bissoni, Johnny, Bissoni, sbaglia il passaggio Bissoni, si invola Cutrupi, la giocata di Cutrupi, lo stesso Bissoni che poi sbaglia e Cutrupi sbaglia il gol del 2-3. Aveva fatto una grande cosa Bissoni riparando al suo errore, poi Cutrupi non è riuscito a metterla in porta. Alemao, Johnny, Anas, Bissoni, lancio lungo per Anas che va via, attaccato da Lutta, va via Anas, Anas di Ponto ci mette la mano. Bissoni, Alemao, 13:30 da giocare, occasioni da una parte e dall'altra. C'è Pedrinho, va via Pedrinho, Pedrinho addosso ad Esposito. Alemao, Johnny, ancora Alemao, Alemao, Johnny, Bissoni, Johnny! La tripletta di Johnny che si porta il pallone a casa. Che impatto alla pala Bianchini per il brasiliano col numero 28. 3-2 Latina al settimo della ripresa. Impatto stratosferico per Johnny, che alla sua prima partita al Pala Bianchini si porta il pallone a casa con una tripletta e da solo ribalta il Lido di Ostia. 3-2 Latina. Tanto fallo credo su Bissoni.
Lo aveva sottolineato più volte Basile, l'assenza di Johnny. Intanto va via Esposito, spalla a spalla, irregolare da parte di Lo Cicero, che si becca anche il cartellino giallo. Terzo ammonito per il Latina dopo Aiello e Anas. Motta, Roccia, va via Motta, c'è Bissoni, attaccato da Motta, rimessa con Casassa alla battuta, perde troppo tempo Casassa sul fil di sirena. Cotrupi, attaccato da Pedrigno. Aiello, siamo entrati nell'8° minuto. Pedrigno, Bissoni, Lo Cicero, Bissoni, lancio perfetto per Pedrigno, Pedrigno di Ponto in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Aiello calcia male. Intanto l'Arzignano ha controribaltato il Color Max. 5-3, Morillo e Ibra Guati. Lancio di Casassa sbagliato. La serata delle rimonte. Dopo lo 0-2 iniziale del Lido di Ostia, il 3-2 del Latina, che non vince dal 28 settembre, da venerdì 27 settembre, la vittoria contro l'Aniene. 6 sconfitte di fila per la squadra di Piero Basile. Aiello, Lo Cicero, la giocata di Palmeggiani. C'è un Latina davvero giovanissimo in campo, con Lo Cicero, Pedrigno, Aiello e Palmeggiani. Età media davvero bassissima. Grande recupero di Palmeggiani, ma la sfera torna a Barra. Motta, va via Motta, attaccato da Palmeggiani. Il fallo di Palmeggiani, quarto fallo per il Latina. Rientra Nas, davvero un Latina giovanissimo. Palmeggiani che è 2001, Lo Cicero classe 2000, Pedrigno classe 96 e Aiello classe 99. Quartetto davvero di un'età media bassissima. Latina che punta tanto su questi ragazzi. Calcio di punizione, Motta addosso a Nas, la sfera torna a Di Ponto che poco fa ha salvato su Pedrigno. Intanto la finta di Cotrupi proprio su Pedrigno. Gattarelli, lancio lungo, c'è Casassa, 9° minuto sul cronometro. Sempre 3-2 per il Latina. Va via Johnny, Barra la recupera, riparte il Lido con Barra e il fallo di Johnny. Quinto fallo per il Latina, che a 10:48 dal termine spreca il bonus, e questo davvero può essere un fattore. Quinto fallo
e Gattarelli sulla sfera. Ci prova Renghifo, addosso ad Alemao, la sfera torna di punto. Renghifo, Gattarelli, Renghifo, Barra ancora per Renghifo. Renghifo perde la sfera, c'è Johnny. Renghifo, va via Barra, passaggio troppo lungo per Motta. Palla che si spegne sul fondo, rimessa, 10:22 da giocare. C'è Casassa, lancio lungo, Gattarelli col petto, il tocco di Anas, ma l'ultimo tocco è di Gattarelli. Rimessa per il Latina che comunque schiera il power play con Pedrinho 5 contro 4 nonostante il vantaggio, con Basile che vuole anche fare possesso. Bissoni, Alemao, ancora Bissoni, c'è Alemao, Johnny attaccato da Motta, cerca e trova Pedrinho, la giocata di Pedrinho, c'è Anas che da solo, Anas, palo, incredibile, Latina ad un passo dal 5-4. Barra, Motta, la finta, ancora Motta, Barra, Casassa. Renghifo, Motta, c'è Barra, Motta col sinistro, la ribattuta, c'è Barra, la palla resta lì, ci prova Renghifo, che parata di Mirko Casassa. Che bella partita qui alla pala Bianchini, attacca il Lido di Ostia, ci prova Motta, ancora Casassa. Poi il tentativo di Renghifo che voleva un tocco, l'ha ottenuto, calcio d'angolo per la squadra di Matranga che resta proiettata in avanti. Uno, due, palla in mezzo, Johnny, poi Bissoni, va via Bissoni, c'è anche Anas, palla per Bissoni sull'esterno della rete. Occasione d'oro anche per il Latina di andare sul 5-3 quando mancano 9 minuti al termine del primo tempo della partita. Esposito, Motta, salta Bissoni, 1-2, Motta, Casassa, la palla resta lì, Renghifo, traversa, la palla torna a Renghifo che poi vince il rimpallo con Bissoni. Motta, occasioni da una parte e dall'altra, Esposito, c'è Barra, Esposito, la traversa di Renghifo dopo il tentativo di Motta. Motta, Barra, 1-2 con Barra, ancora Barra, Esposito, va via Motta dopo il tocco di Bissoni. Lancio di punto, Renghifo la tiene, attaccato da Lo Cicero, va via Renghifo, passaggio di Motta intercettato da Lo Cicero, c'è Bissoni che la mette fuori, pronto credo un time out per Piero Basile. Tanto la rimessa però è per il Lido di Ostia, rimessa dal fondo, c'è il time out infatti per Piero Basile a 7:58 dal termine della partita, 3-2 per il Latina.
Si riprende. Anas sbaglia, va via Rocha, ancora Anas, poi c'è Johnny, giocata del brasiliano, ancora Johnny, va via Johnny di Ponto. E se Johnny fa questo gol se ne cadeva il palo a Bianchini, già autore di una tripletta. Johnny, ancora Latina ad un passo dal 4-2, ma c'è Lido che non molla. Esposito, Rocha, 1 contro 1 con Anas, 1-2 con Barra. Rocha addosso allo Cicero, poi il tocco di Esposito, rimessa dal fondo. 7 minuti 17 secondi al termine, il lancio di Mammarella. Anas, Alemao, esce Casassa, c'è il portiere di movimento. Anas rischia tantissimo, la porta è vuota. Renghifo attaccato da Pedrigno, c'è proprio Renghifo, poi Motta, pressione di Pedrigno, la porta è vuota, Pedrigno non può far fallo. 6:55, Rocha si gira, poi c'è Anas dopo il tocco di Bissoni. Pedrigno, Johnny, va via Johnny, la finita di Johnny, palla al centro con il tocco di Renghifo, la recupera il Lido con Rocha. Renghifo addosso a Johnny, rimessa per il Lido di Ostia. Esposito, 6 minuti 30 secondi al termine. Esposito, il destro di Rocha dopo il tocco di Anas, stava per diventare un tiro in porta. Casassa l'ha messa in calcio d'angolo, riparte il Lido. Barra, Renghifo, Rocha, la giocata di Rocha, ancora Rocha. Esposito, la recupera Alemao, due ex compagni di squadra ai tempi del Rieti nella passata stagione. Bissoni di prima per Johnny, passaggio sbagliato dell'ex giocatore del Maritime e Luparense, quindi rimessa per il Lido di Ostia. Esposito, Rocha, anzi Motta, eccolo qui Rocha, poi Motta, Barra, Esposito, punta allo Cicero, il passaggio per Barra che si gira. Barra sul fondo, grande protezione di palla da parte del numero 21, il capitano di questa squadra, che poi calcia fuori. Intanto il lancio lungo sbagliato da parte di Bissoni. Rocha, Motta, 5:30 da giocare. Esposito, Rocha, troppo forte il passaggio per Cutrupi. Intanto cambio, esce Iello, entra Alemao. Lancio, c'è lo Cicero, fallo sullo Cicero di Esposito che voleva il fallo. Terzo fallo anche per il Lido di Ostia. Esce lo Cicero, rientra Pedrigno e nuovamente 5 contro 4 a 5:25 dal termine. Johnny, Alemao, Bissoni, Alemao, Johnny, Alemao, pressione del Lido di Ostia. Bissoni, c'è Anas, palla per Johnny che con tranquillità torna da Alemao. Ancora Johnny, Alemao rischia tantissimo, poi la giocata di Johnny che anticipa Cutrupi, poi si complica la vita e rimessa per il Lido di Ostia. In zona d'attacco rientra Casassa, la recupera lo Cicero, leggerezza di Cutrupi che non ha visto lo Cicero rientrare, poi il giocatore ex meta si allunga la sfera, se la trascina fuori. Ancora rimessa per il Lido di Ostia. Motta, Cutrupi, 1 contro 1 con Alemao. Esposito,
Motta, palla al centro, la recupera lo Cicero dopo il tocco di Bissoni, va via Anas. Alemao non la tiene in campo sul passaggio di Anas. 4:39 da giocare, 5 falli ha commesso il Latina, 2 e non 3 il Lido di Ostia. 3-2 il punteggio per la squadra di Basile. Cutrupi, Roccia per Motta che la tiene in campo, anzi no, rimessa per il Latina che può respirare. Esce Casassa, rientra Pedrigno, 5 contro 4, quindi Bissoni, Alemao, Johnny, ancora Alemao, Bissoni, Alemao, gioca col cronometro il Latina. Alemao, lancio per Pedrigno e colpo di testa di Cutrupi, la porta è vuota, Roccia alza il campanile, Motta la tiene, se la porta sul sinistro rientra Casassa che non può far fallo, quindi Motta, Roccia, il passaggio Alemao, capisce tutto, poi Johnny contro Cutrupi, stanco Johnny, la sfera torna a Di Ponto, Roccia, Motta, 3:30 al termine. Roccia, Cutrupi col tacco sul fondo. E questa sì che era una grossa occasione per il Lido di Ostia. Lancio per Anas che la tiene, va via Anas. Poi Cutrupi rinviene Esposito. Ancora Esposito dopo il tocco di Roccia. Cutrupi, palla per Esposito, capisce tutto lo Cicero che poi la butta addosso a Cutrupi, rimessa per il Latina. Esce Casassa, rientra Johnny come portiere di movimento, cambia l'interprete Basile. Pedrigno, lungolinea, si gira Johnny, va via Johnny, palla per Anas che si divora il gol del 4-2. C'era anche Bissoni. Sì, c'era Bissoni praticamente a porta vuota. Anas ha voluto calciare. Si riprende dopo il time out da parte di Matranga. Abbiamo visto Lutta con la maglia del portiere di movimento, quindi anche Matranga si giocherà il power play per questi ultimi 180 secondi del match. Poco fa occasione d'oro per Anas dopo la grande giocata di Johnny, rischierato nuovamente come portiere di movimento. Intanto Johnny va via, c'è Anas, questa volta non sbaglia Anas. 7 gol in stagione, 4-2 Latina, a 2 e 52 dal termine. Sale a
7 gol in stagione Anas, che in 3 circostanze aveva sbagliato il gol del possibile KO, ma questa volta non ha sbagliato l'assist di un onnipresente Johnny, e quindi power play per il Lido di Ostia con Lutta, Esposito, eccolo qui Lutta, Rocha, la recupera lo Cicero che può calciare il destro sul fondo, ma la palla era uscita, quindi rimessa per il Lido di Ostia in zona d'attacco. Esposito, Lutta, Esposito, Lutta, Rocha, palla per Motta, non c'è nulla secondo gli arbitri, quindi Casassa per Lo Cicero, lancio lungo, la tiene Lutta che nel frattempo era rimasto in porta. Esposito, Motta, Esposito, Rocha, Barra, ultimi 2 minuti come annunciato dallo speaker Baratta, 1,55 adesso, ci prova Lutta sul fondo, Casassa, Bissoni, spara via, Di Ponto, esce, entra Esposito, sempre Lutta come portiere, Esposito a gestire la sfera, 1,30 al termine, Rocha, il destro, Casassa, che parata di Casassa, Lutta, Esposito, Motta se la porta sul sinistro, c'è Lutta, il destro addosso ad Anas, Esposito, ancora Lutta, c'è Esposito, Motta, Esposito, Lutta, Rocha, Barra, ultimo giro di lancette, Rocha, Esposito, Motta, palla al centro, Casassa si scontra con Lo Cicero, poi Bissoni mette ordine, la palla non è uscita, il tacco di Bissoni, rimessa per il Latina, l'ultimo tocco di Motta a 51 secondi dal termine, esce Lo Cicero, entra Lemao, è rientrato anche Johnny, portiere di movimento, Bissoni per Pedrigno, avanza Pedrigno, palla per Lemao che scivola, ma serve comunque Bissoni, va via Pedrigno, palla per Johnny che è da solo, c'è Johnny, Johnny, ancora Johnny, palla per Anas che sbaglia il gol del 5-2. Poteva calciare in porta Johnny, intanto Rocha si accentra, palla per Lutta, va via Lutta, il sinistro la tiene Casassa che poi apre il destro, palla che termina fuori a 24 secondi dal termine, 4-2 per il Latina. Motta, Esposito, Barra entra in area, il gol di Rocha, 4-3, la doppietta di Rocha e il Lido accorcia 13 secondi dalla fine. Bissoni spara via, 7 secondi, Rocha di prima per Casassa che la tiene, lancio di Casassa e finisce qui, dopo 2 mesi il Latina torna a vincere sia in campionato sia al Palabianchini, 4-3 in una partita infinita.
e sale a 9 punti in classifica. Esplosione di gioia da parte dei tifosi nerazzurri. Il Latina sale a 9 punti e riscavalca il Lido di Ostia. La squadra di Piero Basile martedì nel turno infrasettimanale sarà ospite della Feldi Eboli, mentre il Lido di Ostia ospiterà l'Acqua e Sapone. È tutto dal Palabianchini, ci rivediamo venerdì prossimo per la sfida alla Meta Catania, sempre qui dal Palabianchini. Latina 4, Todis Lido di Ostia 3. Finisce qui la partita, ci vediamo alla prossima, vi ricordo di seguire sui social network il Latina Calcio a 5, la squadra di Serie A in Latina. Grazie a tutti per averci seguiti questa sera. Buon rientro a casa, grazie. Buon rientro a casa anche al Todis Lido di Ostia, alla squadra, allo staff e ai tifosi.